Isa ancora non parla. Anch'io mi associo a quello che ha detto Massimo, volevo ringraziare tutti la vostra presenza, di esserci stati vicini in questi giorni, che per noi sono stati faticosi, per comunque organizzare tutto non è stato semplice. A quello che ha detto Massimo io aggiungo solo che noi, anche noi siamo come persone, abbiamo diritto alla nostra libertà. Quello che io dico sempre è che noi non abbiamo commesso nessun crimine, perciò nessuno ci ha dato gli arresti domiciliari e quindi vogliamo viaggiare, vogliamo muoverci, vogliamo lavorare, studiare come tutti gli altri. Quindi se non possiamo usare quello che è un servizio pubblico e quindi per suo stesso nome deve essere per tutti, questo non lo possiamo fare. Perciò ancora grazie. E do la parola a Ivano che ringrazio tantissimo di essere qui con noi.